Anche Massimo Coletto sarà con noi durante la premiazione. Sì, Prego, grazie. ragazzi. Volevo intanto ringraziare e invitare tutte le autorità a restare qui con noi sul palco per la premiazione, del sesto concorso di disegno rivolto alle scuole elementari. E vorrei anche a fianco a me, prima di iniziare con le premiazioni, il nostro presidente provinciale Paolo Quaggio, la sindaca di Mirano e il nostro presidente di zona Durante Amerino, nonché Roberto Gallorini della Proloco, se vuole. Ok, grazie. Allora, anche quest'anno è stato un anno, questo concorso è stato impegnativo. Volevo ringraziare, ma poi lo farà meglio di me il nostro presidente provinciale, l'amministrazione comunale per il supporto che ci ha dato, ringraziare la Proloco, ma soprattutto ringraziare le maestre e soprattutto ringraziare voi bambini per i meravigliosi disegni che avete fatto. Quest'anno hanno partecipato più classi dell'anno scorso, per cui anche quest'anno per noi è stato un successo e una grande soddisfazione. Ecco, io mi fermo qua, do la parola alla Renata Cibin, che oltre ad essere Presidente del Consiglio è anche Presidente, possiamo dirlo così, o delegata della Commissione che ha valutato tutti i disegni e che assieme ad altre 4 persone ha stilato la graduatoria e le premiazioni che adesso andiamo a fare. Prego.